Buongiorno a tutti ragazzi, come avevo promesso l'aggiornamento per il fatto delle scosse di terremoto che si sono avute in Albania stamattina. Quindi a parte la scossa di magnitudo 6.5, quindi diciamo che io avevo detto che ci stavano 7 morti e 500 feriti. Mi dispiace ragazzi, ma sono aumentati i morti, quindi in effetti per adesso, diciamo ore 14 ragazzi, i morti sono saliti per adesso a 13, mentre i feriti sono 600, prima erano 500, ora sono 600. Ciao avvocatella, quindi diciamo che sta peggiorando la situazione, quindi non sta migliorando per nulla, quindi mi credevo che era terminato più o meno, qualche cosina poteva uscire, invece sono usciti altri 6 morti e altri 100 feriti e ci stanno ancora un sacco di macerie ancora da sollevare, quindi sicuramente peggiorerà la situazione, credo. Speriamo di no, perlomeno. Diciamo che il sisma ha avuto ipocentro, come ho detto stamattina, 10 km. Ciao Giovanni. Quindi ci sono tanti case e palazzi, sì, continuano le scosse pure, quindi diciamo sì, sì, diciamo che davvero è un casino, sta l'esercito, protezione civili, diciamo stanno tutto lì a sollevare le macerie, diciamo a Durazzo, a Tromana, dice dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini. Quindi invece un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo, quindi proprio un casino per scappare al terremoto si è buttato dal balcone ma gli è andata male, quindi forse stava troppo in alto, questo non lo dicono, quindi però credo. Quindi diciamo che sta continuando ancora le scosse perché in effetti io ho messo pure l'INGV attuale dell'SMC, quindi l'ultimo è stato alle 11.52 Albania 3.2, Albania 10.09 3,5. Sì, sì, diciamo che stanno aumentando Bosnia, Albania 3.5 alle 9, Albania 3.5 alle 7.40, ce ne stanno un sacco, 4,2 alle 7.36, cioè stanno proprio aumentando a dismisura. Quindi diciamo che continuano, ciao Nicolas, le scosse stanno continuando, quindi non si placano ragazzi, diciamo le scosse. Ma un'altra scossa adesso poco fa, 12.23, 4,7 addirittura, quindi una in Bolivia stavolta. Poi alle 11.58 in Bosnia. Diciamo che secondo me tutta sta zona è un po' troppo, diciamo, non so, troppi terremoti. Bolivia, Albania, Bosnia, diciamo è proprio, sì, sì, sta proprio facendo un casino, cioè Bolivia, poi ha fatto Bosnia e Erzegovina, poi Albania, io tengo avanti adesso MSC, quello là americano, e leggo solo Bosnia e Erzegovina, Albania, poi a parte l'Adriatico, vabbè, ma questo è sempre normale, Adriatico 6, Albania. Poi in Indonesia, vabbè, ma qua è normale quasi. Poi ci sta un altro Adriatico 6, quindi nell'Adriatico. Adriatico 6, Albania, quindi proprio in Grecia poi alle 4.49 di 4,2. Diciamo ragazzi, stiamo proprio messi proprio male. Diciamo che a finale proprio un casino oggi di terremoti, proprio, ma anche abbastanza forticini, 4,7, 4,1 e poi la profondità è pochissima, 10 km, quindi perciò in effetti è crollato tutto, ragazzi, 10 km, 6,5 è come una bomba che è caduta, diciamo, da quelle parti più o meno. Quindi mi dispiace, purtroppo ragazzi sono saliti i morti 13 e i feriti sono 600. Quindi diciamo che sta continuando ancora a tremare la terra, quindi sperando che si calma un po' la situazione. Le scosse sono arrivate direttamente, diciamo,
Sì, Greta, guarda, in effetti hanno detto che ci sta anche la paura che si possa sentire benissimamente in Italia, quindi anche stava per arrivarci, quindi attenzione anche all'Italia perché dicono ci potrebbe, guarda, non voglio allarmarvi, quindi non mettetevi in allarme, ci potrebbe essere uno tsunami se continua così. Se prende una scossa così e la fa in mare sulle coste dell'Albania, può arrivare lo tsunami sulle coste dell'Italia, cioè il lato Adriatico, cioè in effetti sulla Puglia, quindi il lato di qua. No, no, ma figurati, stiamo scherzando tutti qua. Quindi massima attenzione pure all'Italia, ragazzi, quindi tenetevi informati perché le cose non stanno tanto bene da come ho capito, quindi guardate tutte, diciamo, le... Sì, guardate tutto il lato adriatico dove sta l'Albania, di fronte all'Albania. No, tu avvocatella, no, io parlo della Puglia, quindi massima attenzione per quella parte lì perché sta tremando davvero tutto, quindi massima attenzione, fidarsi come dico io è bene, ma non fidarsi è sempre meglio, come dico io, quindi in effetti massima attenzione alla Puglia, in effetti ragazzi, eh. Allora, la Puglia, mo vi dico io perché sto prendendo proprio la cartina proprio Bosnia, quindi Bosnia, allora può colpire tranquillamente Marche, Abruzzo e Puglia. Poi se andiamo sotto può colpire pure, diciamo, la Calabria come Catanzaro o Reggio Calabria. Quindi massima attenzione su metà stivale lato Adriatico e Mar Ionio, quindi massima attenzione da queste parti qui. Quindi se farà un terremoto, diciamo, di forte magnitudo nell'Adriatico, tipo nelle coste della Bosnia o in Albania, allora potrebbe fare uno tsunami, diciamo, in questo lato qui. Quindi massima attenzione, ragazzi, veramente. Quindi tenetevi sempre aggiornati sui terremoti, vedete un po' la situazione come sta. Io comunque vi tengo aggiornati io man mano, quindi io avevo promesso che avevi fatto, diciamo, l'aggiornamento e l'ho fatto, però anche voi fate, guardate bene se succede qualche terremoto, mettete, mettete direttamente ESMC, non mettete in GV perché ragazzi non è tanto aggiornatissimo, quindi preferite ESMC. Lì vi dicono man mano tutta la situazione come sta, quindi pure io ho provato ad andare su in GV, però alla... No, no, da qui no, in effetti sì, ti sto guardando le cartine apposta. No, in effetti è la Puglia quella che rischia di più, diciamo l'Albania punta sulla Puglia e sulla Calabria, dove sta Reggio Calabria, quindi è quello il problema, capisci? Non è, diciamo, le altre regioni, no. Quelle più pericolose, in effetti l'Albania. Durazzo si affaccia proprio di fronte a Brindisi, Lecce e Bari, quindi massima attenzione in questo lato qui, quindi Andria, Bari, Brindisi, Lecce e Otranto, quindi queste qua massima attenzione ragazzi, quindi Crotone no, Sicilia, Reggio Calabria no, ho sbagliato, no, no, perché Durazzo sta sopra, quindi lo tsunami no, colpisce quello di fronte, no. Allora, diciamo ragazzi, Otranto, sì, sì, no, allora, saranno queste qua, guarda, adesso ho preso sul Google Maps. Allora, massima attenzione, se in caso facciamo corda non succede. Otranto, Lecce, Brindisi, Bari ed Andria e Foggia, diciamo, sono quelle là che stanno di fronte a Durazzo. Quindi queste sono quelle lì più, ciao Danny, quelle più esposte. Se poi la fai Bosnia, però in Bosnia in effetti l'ha fatto nelle zone centrali, quindi difficilmente. Però in caso facesse nel mare Adriatico, quindi sarebbero a rischio tipo Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Vasto, cioè in effetti sì, sì, queste qua, la Bosnia sta di fronte sì, ad Abruzzo, sì, sì. Quindi massimo facciamo Rimini non ci arriverebbe, no, facciamo direttamente Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Vasto. Queste sarebbero, diciamo, più o meno quelle più a rischio, diciamo.
Quindi sempre massima attenzione ragazzi, perché le cose non stanno tanto bene da come ho potuto capire, quindi sono preoccupati. Durazzo, ripeto, è proprio sul mare ragazzi, quindi proprio di fronte a Brindisi e Lecce, proprio sta proprio di fronte alla Puglia proprio, quindi secondo me se si affacciano la vedono pure, perché non vedo che non è tanto distante forse non è come la Sicilia con Reggio Calabria con la Sicilia, però in linea ci vorrà, secondo me, per passare da Lecce a Durazzo, ma un'oretta e mezza di nave, va, ma non credo di più. Quindi è breve il tratto, quindi se poi facciamo Otranto e Albania è vicino proprio, quindi ciao, grazie, ciao. No, no, tu stai a Napoli, no, no, Francesco, no, no, è solo la Puglia, in effetti ho detto Otranto, Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Foggia, cioè il lato costiero della Puglia, in effetti, questo è. Già, che ne so, Taranto, Matera, Potenza, Gallipoli stanno internamente, capisci? Quindi non succede nulla, in effetti, quindi è solo è la Puglia, ragazzi, quella che sta di fronte a Durazzo. Quindi adesso sto usando Google Maps e Durazzo sta proprio in linea d'aria con Brindisi proprio. Quindi sta Lecce, Brindisi e Bari in linea d'aria con Durazzo, dove stanno avvenendo questi terremoti. Quindi è questa la zona. Quindi il finale poi no. Allora già Crotone, la Calabria, Catanzaro e Reggio Calabria no, solo la Puglia, il lato questo qua. Poi se capita come sta facendo pure adesso in Bosnia, però lo ripeto, lo sta facendo internamente, non esternamente, ma credo che sia difficile. Però voi guardate, sì, sì, dicono che per darsi ci saranno scosse più forti in mare, dicono pure. Quindi massima attenzione pure a qualche tsunami. Quindi tenetevi aggiornati, perlomeno voi che abitate in Puglia, quelli là che mi seguono, che sapete che state, che ne so, a Foggia, ad Andria, Bari, Brindisi, Lecce e Otranto. Quindi questa qua, sì, sì, francesi, sì, questa è, diciamo, è la zona che può essere colpita da uno tsunami. Se capita un terremoto in mare, ragazzi, però deve essere abbastanza potente. Se lo fa di 6,5 e a 10 km di profondità, allora può avvenire uno tsunami. Però ripeto, è difficile, ragazzi, però come fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi accendete l'ESMC, quello l'americano, non prendete in GV perché in GV non lo so perché mi pare che aggiorna troppo lentamente, quindi non lo so. Quindi io non vado direttamente su MSMC, quello là americano. Quindi vi conviene mettere quello lì e non in GV. Perché ripeto, ragazzi, secondo me non è aggiornato al momento giusto. Perché difatti al finale non lo porta. Allora, vi dico esattamente com'è. È MSC. Scrivete così su Google e lo trovate. Cliccate sopra, il primo che vi esce è Use Filtran et Quark. Cliccate lì ed escono tutte le scosse. In effetti adesso, proprio adesso ragazzi, alle 13.05 una scossa in Adriatico, diciamo di 5, magnitudo 5. 13 francesi, 13 morti e 600 feriti. Stamattina erano 6 morti e 500 feriti, quindi sono aumentati. Quindi diciamo che e devono ancora scavare un sacco di macerie, calcola che ancora non hanno tolto ancora nulla, quindi non stanno neanche a metà lavoro, quindi sì, sì, lo so, l'ho detto, quindi deve essere una bella scossa, diciamo di 6,5 con una profondità di 10 km, allora può avvenire uno tsunami. Ma se lo fa di 4 e a 10 non farà nulla, però come stanno le cose qua non si capisce più nulla, quindi fra Bolivia, Albania e Adriatico qua è un casino, qua. Andate a vedere su MSSC e andate, ve lo ripeto, è MSC.
Scrivete su Google il primo, cliccate sopra e vedete tutti i terremoti in tempo reale. Questo è già 12 minuti fa mi ha aggiornato questa qui, quindi questo è sempre in aggiornamento proprio pesante, ragazzi. Invece già se vado sull'UNGV non lo vedo tanto per la quale, quindi evitatelo perché è capace che non vi aggiorna. Quindi andate su quello lì americano. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito. Più tardi, verso le 5, faccio un ulteriore, diciamo, aggiornamento e vediamo come sta la situazione. Quindi, allora, se 14:20 alle 5 facciamo un altro aggiornamento, ragazzi, vediamo come stanno le cose. Quindi speriamo che migliore la situazione per le 5. Ciao a tutti ragazzi e buon appetito. Pasta e piselli. No, Francesco, qua oggi stufata di carne, quindi patate e carne e piselli. Oggi stiamo a stufato. Facciamo primo e secondo. Ho comprato bella doppia coperta, un bel pezzo di bollito. Mangio carne stufata con patate e piselli. È una cosa leggera, capito? Giusto per chiudere un po' lo stomaco. Ciao a tutti. Sì, sì, non aggiorna, invece il sito americano subito, sì, sì. Perciò ho detto guardate solo quello lì americano, non andate su INGV perché non è in tempo reale, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, e guardate sempre il MSC perché vi ripeto, ragazzi, può succedere come non può succedere. Accendete il cellulare e mettete sulla pagina, quello esce in automatico poi. Fidarsi è bene, ragazzi, ma non fidarsi è sempre meglio, perlomeno quelli che abitano in Puglia, eh. Quindi loro devono fare più attenzione.